Ben ritrovati dalla redazione. L'hanno trovato attorno all'ora di pranzo disteso sul letto, era così morto da giorni da solo nel suo appartamento al terzo piano del Civico 2 di Piazzale Giarizzole e di un giovane tra i 30 e i 40 anni, il corpo scoperto dai carabinieri. Con ogni probabilità l'uomo è deceduto a causa di un'overdose. La persona, come accertato dai militari dell'Arma, era tossicodipendente e seguita dal SERT, oltre che dai servizi di salute mentale dell'azienda sanitaria di Trieste. La prima ispezione cadaverica del medico legale non ha rilevato ferite o segni che possano far pensare a un'azione violenta compiuta da terzi. L'appartamento in cui il giovane giaceva comunque era in condizioni di abbandono e sporcizia. Un autoarticolato frena e si sgancia il carico composto da 6 bobine di alluminio del peso di circa 5,5 tonnellate l'una che si sono spostate verso la cabina di guida, accaduto in Viale Campi Elisi a Trieste poco prima dell'ingresso del punto Franco Nuovo di Trieste. I vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati impegnati con una squadra e l'autogru della sede centrale per scaricare una alla volta le bobine del mezzo con il trasporto che caricava il semirimorchio. Le operazioni sono state complicate dall'estrema vicinanza alla rampa della superstrada che ha richiesto spostamenti millimetrici. Illeso l'autista del mezzo pesante. Autostrade Alto Adriatico, autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale firmano un'intesa per la realizzazione di progetti a carattere sperimentale per lo scambio e integrazione dei sistemi digitali delle informazioni sui flussi di traffico da e verso gli scali portuali e i caselli. In termini esemplificativi, grazie all'accordo Autostrade Alto Adriatico Autorità Portuale, daranno vita a tavoli tecnici per rendere disponibili tramite applicativi e sistemi digitali agli autotrasportatori in entrata e in uscita dai porti una serie di informazioni che faciliti lo stesso utente e renda maggiormente efficace la stessa gestione del traffico veicolare. Si sono intensificati i controlli mirati a contrastare la cattiva abitudine dei ciclisti di percorrere le strade di Muggia a contromano, con particolare attenzione ai tanti che ogni giorno impegnano il Mandracchio, rischiando incidenti ai danni di veicoli ma anche dei pedoni. Da mercoledì a domenica sono state combinate 7 contravvenzioni e il monitoraggio continuerà in modo costante d'ora in poi, considerando che molto spesso a pedalare contromano sono i turisti che scendono dal Delfino Verde e si dirigono verso Piazza Marconi e il centro. Previsioni meteorologiche oggi su pianura e costa, cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana poco nuvoloso. Al mattino bolla moderata sulla costa e sulla pianura più orientale, temperature massime in aumento, temperature minime in pianura fra 15 e 18, le massime fra 29 e 31, sulla costa minime fra 18 e 20, le massime fra 26 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.